Nessun non ciolarà per mai la femmine di sopari, ni no alcerà lor de mantelline di sopari. Non metterà pit te semblè dal Signor, che il calà la natura offindude o cionciade. Il bastard non varrà dirit di ciapà part all'assemblea dal Signor. Intessamentri i suoi discendenti, nance alla 10ª generazione, non saranno ammetus all'assemblea dal Signor. L'Ammonit e il Moabit non varranno dirit di là all'assemblea dal Signor, e nessun dai loro discendenti, nance alla 10ª generazione, non potranno presentarsi all'assemblea dal Signor. E che per sempre, perché non sono venuti incontro con pan e con aghe, quando che o erano in viaggio, appena saltas fuori dall'Egitto, e anche perché han paiat Balaam, figlio di Beor, per maluditi a Petor in Aram Naharaim. Però il Signor tuo Dio non l'ha voluto ascoltare Balaam, e il Signor tuo Dio ha tramudato per te la maledizione in benedizione, perché il Signor tuo Dio ti voleva bene. Per mai di vite tu cireras il lor ben e la lor fortune. Non tu tigneras in conto di soc le domit, perché le fradi. Non tu tigneras in conto di soc le gisian, perché tu è stat forest tai sotiere. Sulla terza generazione, i loro discendenti avranno parte all'assemblea del Signore. Quando tu l'aras accampati contro i tuoi nemici, tu ti guarderas di duce cale mal. Se framiez dai tiei, alle qualche dunca non le mont, perché gli è capitato alc vie pegnot, allarà fur dal campamento e a non tornerà dentro. Torsere si lavarà e sulla monda al sorelli al podarà tornata al campamento. Tu varàs un rices fur dal campamento e tu l'aràs lì di fur per i tuoi bisogni. Tu ti portaràs sempre da ur une sapute e quando tu l'aràs a serviti di fur, tu giavaràs une buse e poi tu t'apponaràs li tos porcaris. Perché il Signor tuo Dio al passe per il tuo accampamento per salvati e permetti i tuoi nemici de tos mans. Perché il campamento alla diesi sant, perché no lui calviodi fra mies di te, qualche al di soc, e si slontani di te. Non sta la sa consegnai al suo paron un sclav, che le sampà dal paron, e che la vignuta parassi lì di te. Al resterà lì di te, tal tuo paese, tal lu che lavarassi al zut, te citat che semerà mior, e no tu fasaras male grazie di sorte. No varà di esisti, fra miez dei figli di Israele, nessuna femmine che si lascia doprà in onor dai Dius, e non varà di esisti, fra miez dei figli di Israele, nessun uomo che si lascia doprà in onor dai Dius. Non tu porteras te case del Signor tuo Dio la pae di un'esdrondine, né il paiamento di un cian, per qualsiasi di avot che tu vedi sfatto, perché duci doi hai fasi in spessia al Signor tuo Dio. Non tu impresteras a tuo fradi, nulla con interesse, né bes, né genar, né nessune altre robe di che si imprestadis con interesse. Al forest tu podarás imprestare con interesse, ma no a tuo fradi, perché il Signor tuo Dio ti benedissi, duce che tu metteras mante tiere che tu stas per diventare paron.
Se tu fazis una volta al Signor tu Dio, non spietà masse prindi soddisfalo. Sicuramente il Signor tu Dio ti domande e tu ti chiamaresti di un peccato. Se però non tu fazis a vot, non tu ti chiameras di nessun peccato. Manten la parola Gesù de tua voce e soddisfa la vot che tu has fatto al Signor tu Dio. C'è che la tua voce hai impromettuto in maniere spontanee. Se tu passi spal vignal dal tuo prossimo, tu potrai mangiare uve fin passut, a volontà, ma però non tu has di metti via dal tuo gei. Se tu passi spal formen dal tuo prossimo, tu potrai ciumai spis con la man, ma non tu l'aras mo con la sesule tal formen dal tuo prossimo.